Signore e signori, buongiorno. Oggi 20 ottobre 2010, mercoledì, l'angolo della poesia, della storia e dell'archeologia. È Renato De Paoli che parla, Isole Sparse, Edar Production. Eccoci qua, poesia, storia e archeologia, e ci aggiungiamo un po' di editoria, quello che avevo visto prima, la fiera dell'Ax Venex, la fiera dove i Veneti sta scritto è il suo nome per la prima volta, che sta qua nel Visentin. Qua è scritto l'Ax Venex, bene, della Santa Corona, il museo, dove vederla. Oh, perché cominciamo l'argomentazione ancora l'importante è la giornata, perché abbiamo fatto una meravigliosa scoperta, una scoperta che era 50 anni che la cercavamo questa risposta, e finalmente è arrivata la risposta. Allora, visto che è arrivata la risposta, ve la facciamo un po' agognare, perché per arrivare lì che sta tanta strada, tanto lavoro. Allora, prima abbiamo pubblicato questo che si chiama I diari della luna di Lanzarote De Paoli, vedi io col disegno di Renato De Paoli, Sparé, la zona dove, l'isola dove sono nato, sul Menago, in provincia di Verona. Va bene, cari amici? Eccola qua, questo libro, licenzio anche a Berlino, eccolo qua. Va bene? Adesso è esaurito, non ve n'è più. Accidis la verità, preparate il cavallo per fuggire, dice qua del Brio. Va bene? Allora, siamo in tanti che dobbiamo cominciare a scappare. Allora, se nel 1994 abbiamo fatto questo, l'Edar Production, prima era Edar, adesso è diventata Edar Production, nel 1999 abbiamo prodotto questo che si chiama Poesis 99 per il terzo millennio. Io, cari amici, poesie del sottoscritto René De Paoli, René D'Asparé, Renato Asparé, Renato De Paoli. Ok, eccolo qua, questo è sta fatto e già 64 pagine. Poi andiamo avanti ancora, 2006, nel tempo della dea, Edar, va bene, edizioni d'arte Renato De Paoli. E qua è stato fatto da Anna Maria Ronchini Annette sulla base dei miei studi. Infatti dentro troveremo tante cose e dopo ve le raccontiamo. E poi nel 2007-2008 viene fuori questo. Va bene, cari amici, René D'Asparé, luoghi letterari della civiltà fluviale veneta, Podemos Zontarghe, le 7 Ave Marie, 7 Ave Marie, anche questo è un libricino di poesia. Va bene, scritto da me, Renato De Paoli, anche questo dal suo codice a barre, registrato anche questo a Berlino. Ecco qua è l'indice, e avremo ben insomma una novantina di composizioni poetiche propedeutiche. Quando qualcuno non cerca la
quando qualcuno cerca la sua strada, allora è costretto intanto finché troverà quello che è nella mente, ma neanche nella mente, forse nell'infinito è nascosto, sente che esiste nell'infinito questa cosa, è costretto a fare poesia per un po' per tenersi in mente come pollicino la strada e versare lungo la strada i granini di sasso. Attenzione a non mettere quelli che si mangiano gli uccelli, perché dopo non fate più la strada. Allora, in apertura vi ho fatto vedere il disegno, questo qua, vedete questo disegno qua, ecco, questa è la pietra di Vicenza che vi ho fatto vedere prima, ma che non è stata disegnata da Anna Maria Ronchini, no, 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 questa è stata disegnata da Renato De Paoli, va bene? E questo è un refuso. Renato De Paoli, andate da quella piera lì, è aperto il dibattito, poi viene fuori delle pubblicazioni, che spiega, ma il Lux Venex, il primo mio disegno è questo, eccolo qua, questo è di Renato De Paoli, va bene? Come tutta la filosofia di questo libro di Renato De Paoli. Va bene, allora siamo felici oggi e contenti perché la filosofia di questo libro è confermata, no confermata, straconfermata, ma questo qua cosa sta dicendo? Dunque allora partiamo da i disegni acquerellati di Renato De Paoli. Vedete, ci sono questo disegno acquerellato del lago, del grande lago della Lama, XX canto di Dante, la Lama, che so talvolta d'estate essere grama, di acqua ovviamente, Ostiglia, Lignago, Sparé, va bene, compratevelo o andate in biblioteca e lo richiedi, nel tempo della Dea, va bene, e lo lesi 2006, prima di Serafino Massoni, prima. Ecco, le tesi invece femminili, io non so niente, quelle si affitte l'autrice. E sono, anticipano di 2 anni la stirpe del serpente di Serafino Massoni. Quindi lui è arrivato dopo, va bene? Allora, andiamo a vedere qua cosa dice Renato De Paoli nei suoi acquerellati che troviamo dentro qua. Io questo lo trovo dentro nel libro. Allora, che è scritto? Abitati palafitticoli, Lux Venex, Università Trignon, Lago Veneto, Trignon, Acquatorio Menago per le lecustre isole estuari venetici Metuacu, Francesco Zozzi, stazione palafitticola preistorica e romana delle Morandine a Ceretta, Verona, vicino. Atti e memorie dell'Accademia di Agricoltura e Scienze e Lettere, serie quinta, volume quinto, Verona 1955. Va bene, cosa ti acquerella qua? Ho dato dimostrazione che l'acqua che non è più dentro nel Veneto, a Verona, nel Veronese, nelle Valli Grandi, Menago, Tragnon, Mincio, Tartaro, è scomparsa, no, è stata tirata via, vabbè. Allora, molti hanno confutato, ma nessuno si è permesso di smentire. Va bene? Allora, quale? Poi abbiamo fatto un altro acquerello, eccolo qua. Vedete, Carpanea, caposaldo Bastione San Michele presso l'estuario nel fiume Menago tra Casaleone e Bastione San Michele, località già note pur esse di ritrovamenti preistorici e archeologici, incontriamo villaggi palafitticoli.
grosso deposito di torba nera che diede molti resti all'età del bronzo della civiltà testina e romana. Alle Morandine vicino a Cereta, una palafitta fondata durante l'età del bronzo. Quando la esplorai, dice Francesco Zorzi, la stazione palafiticola preistorica, quando la esplorai nel 1939, essa consisteva in un ordito di tronchi d'albero lunghi fino a 12 metri, disposti parallelamente a distanza variabile non inferiore ai 50 cm e attraversati sotto e sopra da tronchi e tavoloni. Capito, cari amici? Allora qua c'è il lago di Garda, eccolo qua c'è il Mincio e qua c'è Asparetto, dove sono nato io, Spare, un'isola sparsa. Eccoci qua, va bene, cari amici? Allora la scoperta è questa: abbiamo tanti autori, da sto Zorzi che è morto lasciando tutto nei suoi 7, 8, 10 scaffali del Museo di Verona. Abbiamo Battaglia che ha scritto, abbiamo innumerevoli autori, anche recenti, altri che non citiamo, ma abbiamo il Cipolla, abbiamo... E non è vero niente, dice questo libro, e queste poesie, vedete queste poesie che io scrivevo. La maestra fino in terza elementare ci aveva raccontato che lì si trovavano le palafitte e le piroghe nel mio paesello come Rio Bo. Avete capito, ragazzi? Allora, per farvela breve perché abbiamo pochi minuti, il libro che ho trovato ieri si chiama Le palafitte età della pietra nel lago di Varese. Allora, al carissimo Luigi Pigorini, lettera di Angelo Angelucci, che praticamente scrive e contraddice Pigorini. Pigorini il primo, era ed è il primo, gli ha intitolato il Museo Nazionale di Roma, è il primo, ragazzi. E questo Angelo Angelucci, 1866, una data importante, ragazzi, provate a collegarla, diceva a Pigorini: no, non è vero niente, le più grosse stazioni, le più grosse presenze palafitticole sono nel Varesino, ma anche nel Veronese, nel mio paese. E questo libro, grazie a Google Libri, è ora leggibile da tutti, conferma la più antica civiltà palafitticola di Varese come quella del Menago e di Fimon, confermate da Paolo Lioi qui a Vicenza con Lago di Fimon, Bruno Bresciani a Sparetto 1933 in Terre Castelle. E quindi Pigorini ha dovuto fare un lavoro di cancellazione, cancellare, per dire che le stazioni palafitticole e le palafitte erano in Svizzera e non qua, e siamo andati avanti per anni a cancellare le tracce, cancellarle alla grande, e ci hanno dato dentro in tanti. Ora questo libro rende giustizia, ma è un libro che è stato edito nel 1866, questo è spettacolare, e spiega che questo grande personaggio, abbiamo detto che si chiama Angelo Angelucci, che è uno sconosciuto, fino a ieri per me era uno sconosciuto, scrive a Pigorini e gli dice: no, guarda che ti sbagli, queste che sono qua da noi nell'Alta Italia, nella Padania, nel Veneto, nella Lombardia, Varese, il Menago, Fimon, sono estesissime e sono più antiche di quelle svizzere, che loro nel 1800 e fine 800